Beltway, ancora l'assist, il pallone dentro, palla che però viene spedita nuovamente lontano dall'arco. Dopo i 28 segnati nell'ultima uscita europea, il tiro di Chappell da 3 punti. Non lo capisce Udano, almeno non si intende col compagno di squadra, alla fine va a mettere tutto a posto Filloi. Spalle a canestro per il tentativo un po' improvvisato. Venezia adesso sta pressando 6 per chiudere l'azione. Salumu chiama palla all'Andia, centro area, ci prova da 3 punti e sono 3 punti di Salumu. Dalla parte opposta Bramos da 3, non può perdonare. Salumu, adesso c'è Bramos su di lui che intensifica la marcatura. Bello il lob stavolta, il gioco di Pistoia. Watt gli dà spazio Brandt, poi Chappell, vediamo se ci riprova da 3, ecco il tiro di Jeremy Chappell. Beltway scarica, Dowell deve tirare sullo scadere, la canestro da 3. 15 per chiudere l'azione, ha tenuto vai in azione personale fino in fondo, poi molto bravo a non depositare di sinistro, non avrebbe avuto più spazio. Una cosa impossibile Day, c'è tempo per andare fino in fondo per Weedle, ci prova, subisce fallo e anche canestro per il numero 24 in maglia biancorossa. 10 per chiudere l'azione, la finta di Johnson, si avvicina, resta il tiro sbagliato e si chiama Weedle. Day va fino in fondo, Salumu poi scarica, Beltway scarica solo per Dodel che però si ferma dalla parte opposta, il pallone per De Nicolao, non tira nessuno, allora ci prova Day da 3 punti. De Nicolao, piano per andare fino in fondo per De Nicolao, sbaglia, arriva Chappell, il tap in, il time out da parte di Carrea. Venezia a -2. De Nicolao prova ad andare verso il fondo, si ferma nell'angolo per Day, la finta, tira da 3, sbaglia, poi Chappell, prova il tap in, un altro tap in, vince Pistoia 89-87. Venezia è riuscita a tirare 3 volte in 9 secondi.